Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Filippo Turetta è stato arrestato in Germania. Il ragazzo che ha prima picchiato brutalmente, poi accoltellato Giulia Cecchettin, della stessa età, 22enne, anche lei, è stato arrestato dalla polizia tedesca mentre era in fuga sulla ormai tristemente celebre Fiat Punto Nera. È stato trovato fermo in corsia di emergenza, probabilmente perché aveva finito la benzina, ed è stato subito identificato dagli uomini della polizia tedesca. Era diretto a Monaco di Baviera dopo una gimkhana lunga e macabra, perché aveva scaricato subito dopo averla uccisa nella zona di Bar Cis in Friuli Venezia Giulia il corpo dell'ex fidanzata, una ragazza giovane, buona, gentile, che aveva anche cercato di aiutarlo dopo la rottura della relazione. Una storia tremenda su cui non possiamo non riflettere tutti e non commentare quanto è accaduto. Oggi ci sono tanti flash mob in giro per l'Italia, anche qui in Veneto li stiamo seguendo con le nostre reti. Siamo di nuovo davanti alle case dei genitori di Filippo e di Giulia, due famiglie distrutte, coniugi completamente inebetiti, storditi da una vicenda tremenda che ha lasciato per 7 giorni, per una settimana col fiato sospeso, tutta l'Italia. Tutti i giornali nazionali, non soltanto quelli locali, le televisioni hanno mandato troupe da tutta Italia per seguire questa vicenda, perché era diversa dal solito, intanto per l'età di questi protagonisti. Di solito noi parliamo, quando si tratta di vicende spaventose tra coniugi, ex fidanzati, parliamo di persone che hanno in genere più di 30 anni, sono mariti e mogli che si sono scontrati per vari motivi, hanno litigato, si sono lasciati, e c'è sempre un uomo che non sopporta la fine di una relazione, che ha questa ossessione, l'intenzione di possedere un'altra persona senza che nessuno possa interrompere questo possesso. Sono caratteristiche che ricorrono spesso in tante vicende che finiscono tragicamente, ma questa ha colpito tutti, intanto perché questi due ragazzi sono spariti improvvisamente, quindi erano aperte tante piste. Si pensava anche a quella di un'aggressione, del furto di un'auto dopo un agguato, insomma si è pensato a tutto. Si è pensato anche ad una fuga volontaria, smentita dai genitori, da tutti coloro che conoscono, soprattutto che conoscevano Giulia, che non avrebbe mai lasciato la propria abitazione, i propri affetti di sua spontanea volontà. Ed è stato un film dell'orrore dopo quel sabato sera passato alla Nave de Vero di Marghera a fare qualche compera, come tutti i normali fidanzatini sono usi fare di solito il sabato sera, ma loro non erano più fidanzati, perché Giulia aveva coraggiosamente deciso di troncare un rapporto che non sentiva più di poter continuare. Come mai, ci si chiede oggi? Adesso è abbastanza facile comprendere che le ragioni possono essere state una aggressività, una prepotenza, un'arroganza che devono mettere sempre in guardia le donne, anche quando è troppo tardi. Era troppo tardi probabilmente. Giulia si è accorta che questo ragazzo non era del tutto stabile, sereno, tranquillo. Dopo la rottura della relazione era caduto in depressione, e forse nemmeno la famiglia ha colto dei segnali che invece è importantissimo cogliere in queste circostanze. Quando il padre, l'abbiamo intervistato tante volte, ha sempre parlato di un bravo ragazzo. Era un bravo ragazzo, ma un bravo ragazzo che evidentemente bisognerà analizzare
probabilmente era bipolare, come aveva ieri così sospettato e insinuato questo dubbio il dottor Mirko Castellero, una doppia personalità, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma al di là di questo Giulia se n'era accorta, forse era l'unica che si era accorta che qualcosa in questo amore era malato, che era diventato troppo insistente, troppo opprimente Filippo. Allora aveva deciso di lasciarlo. La reazione è stata quella che abbiamo purtroppo dovuto constatare, l'invito per probabilmente l'ultimo incontro tra due persone che comunque erano rimaste amiche, ma poi la richiesta di tornare di nuovo assieme, il rifiuto da parte di Giulia, è facile immaginare cosa sia successo in quell'auto quella sera proprio a Vigonovo, dopo essere stati a Marghera, e poi un delirio, questo ragazzo che parte a razzo con la Fiat Punto, va in una zona isolata di Fossò, in una zona industriale, e lì mette in atto un piano che probabilmente aveva immaginato, se non studiato, dei minimi dettagli. Probabilmente aveva pensato: se Giulia mi dirà di no, io gliela farò pagare. E così è stato. L'ha inseguita in questa quinta strada di Fossò, l'ha inseguita, come si vede dalle immagini di una telecamera, l'ha presa a calci e a pugni, una ragazza che diceva di amare, che molti uomini sostengono di amare, donne che poi invece brutalizzano, percuotono, accoltellano, e l'ha inseguita. Giulia è caduta, ha tentato di resistere, ha urlato mi fai male, ma non è stato sufficiente, l'ha caricata di nuovo in auto e qui probabilmente sono partite le coltellate inferte al capo e al collo che ne hanno determinato il decesso. La notizia che abbiamo dato anche oggi è che il decesso è avvenuto sul luogo dell'aggressione. Non è quando Giulia è stata scaricata, probabilmente la notte stessa, nella zona di Barcis, in Friuli Venezia Giulia, si era cercato in un lago, proprio nel lago di Barcis, temendo che fosse stata buttata lì. Invece era stata gettata come spazzatura in un dirupo. Filippo l'aveva praticamente buttata giù da un dirupo e Giulia è finita in un canalone in mezzo alle sterpaglie, come è successo a tante altre donne ritrovate in quelle condizioni pietose, che hanno ovviamente impressionato tutti coloro che stavano seguendo questa vicenda. Quando è arrivata la notizia della morte di Giulia è stato veramente non un fulmine a ciel sereno, ma un duro colpo per tanti italiani, tanti veneti che speravano che questa ragazza fosse ancora in vita. Una ragazza di 22 anni, nel fiore dei suoi anni, che avrebbe dovuto, e qui c'è l'elemento della cattiveria, della premeditazione, avrebbe dovuto laurearsi 2 giorni dopo. L'aspettavano nella facoltà di ingegneria biomedica a Padova. Ovviamente Giulia non si è presentata perché era già cadavere. Oggi ci sono i flash mob, e tante donne protestano, tante persone sono indignate, ci sono i palloncini, i cartelli, ci saranno gli applausi durante le esequie, ma è troppo tardi. Quando si arriva ai cortei, alle fiaccolate, è giusto farle, è inevitabile poi seguirle, come noi faremo, stiamo già facendo oggi, ma è troppo tardi, bisogna intervenire prima, non dobbiamo neanche fare di tutto questo un pretesto per scontri politici, per buttarla in politica, per far prevalere le fazioni ideologiche di una parte o dell'altra. Bisogna essere obiettivi, imparziali, cercare di unirsi per fare in modo che questi fatti non si ripettano. E fondamentalmente è una questione di educazione, di cultura, è l'esempio che diamo noi. Io sono un boomer, io spero di aver dato un buon esempio ai miei figli.
tanti altri genitori l'hanno dato, hanno detto questi poveri genitori di Filippo Turetta che si temeva potesse essersi suicidato, adesso avrà un destino forse ancora più amaro perché passerà il resto della sua vita in carcere, sarà sicuramente condannato all'ergastolo. Questi genitori hanno fatto di tutto. Se dovessero dire che cosa ho sbagliato, non ho fatto mancare nulla a mio figlio, dicono di solito questi genitori, ed è quello che Paolo Crepè gli attribuisce loro come responsabilità, come colpa, cioè le famiglie che sono troppo accomodanti, padri e madri che dicono sempre di sì perché ritengono che questi ragazzi siano forse in una fase difficile dove sarà per loro difficile trovare un'occupazione, dove le difficoltà delle famiglie poi si ritorcono anche in qualche modo sui ragazzi, ma i ragazzi devono affrontare la vita da soli, devono sentirsi dire no, devono essere rimproverati. Qualcuno rievoca i tempi in cui in Veneto le famiglie facevano quadrato attorno ai giovani, ma poi anche come dire, li rimproveravano per qualsiasi errore, per qualsiasi sbaglio, e in questo caso si impara a crescere sapendo che la vita è fatta di gioie, ma è fatta di dolori, è fatta di comodità, ma anche di molti problemi, di molti stenti. Vale anche quando un ragazzo inizia a fare una professione. Oggi un ragazzo pensa che il futuro sia facile, sia lastricato di grandi successi, perché i modelli che danno le televisioni, i giornali sono quelli, no? Devi avere successo, devi affermarti nella vita e lo puoi fare improvvisamente con un talent show, diventi famoso, diventi ricco, e questo è un messaggio sbagliato perché ci si illude che la vita sia comoda, che la vita sia fatta di grandi soddisfazioni e mai di delusioni. E quando diceva ieri giustamente, intervistato da noi, Paolo Crepè, questi ragazzi così fragili subiscono un trauma come l'essere stati abbandonati da una persona, e questo vale anche per gli uomini, non solo ai ragazzi, allora è la fine del mondo, si sentono mancare la terra sotto i piedi, reagiscono nel modo in cui ha reagito Filippo Turetta. Diceva proprio ieri anche il dottor Castellero, un altro psicologo che consultiamo spesso, il fatto che l'abbia accoltellata al volto, al collo, alla testa, significa non sarai più di nessuno, sarai solo mia, e a questo punto non sei più degna di esistere perché io non sono più il tuo padrone, non sono più quello che deve gestirti e a cui tu dovevi fare sempre riferimento. Questo è un atteggiamento malato che molto spesso è latente, ma che bisogna cercare di scoprire, di identificare e di sottoporre a medici e a psicologi, perché guardate, anche questo governo si sta dando da fare per la sicurezza, si sta dando da fare per le famiglie, ma noi siamo in una società che è affollata di persone che hanno problemi mentali. Io stento a credere che questo ragazzo, Filippo Turetta, fosse così lontano dal poter colpire violentemente qualcuno. Io stento a credere che si possa passare da un equilibrio e da una normalità a una violenza tremenda che lui ha esercitato sul corpo di questa povera ragazza che meritava di laurearsi, di fare la sua vita, di andare a Reggio Emilia dove voleva iscriversi a un corso per fumettisti, che è una passione che lei avrebbe voluto coltivare, quella di imparare bene a fare dei disegni. Quindi interventi sulla sicurezza, sì, va bene, aumentiamo le pene per i truffatori degli anziani, giustissimo, consentiamo che vengano arrestate le borseggiatrici che proprio perché sono in gravidanza ne approfittano per continuare a colpire e a portare via i portafogli ai turisti a Venezia e altrove. Ma qui bisogna fare qualcosa
per evitare che questi psicolabili, queste persone squilibrate, queste persone deboli possano circolare liberamente senza nessun controllo. L'importante almeno è controllarli, se non si potranno riaprire gli ospedali psichiatrici di una volta. Sono stati chiusi anche i reparti psichiatrici dentro le carceri, per cui anche dentro le carceri ci sono dei matti che possono colpire più liberamente di quanto non accadesse in passato. Su questo il governo deve agire, sulla cura, sul controllo capillare delle persone che hanno dei problemi di questo genere, perché sicuramente alla base ci sono squilibri, ci sono patologie che a volte sfuggono all'attenzione. Figuratevi se certi genitori possono comprendere che c'è qualcosa che non va in ragazzi che appaiono normali, che sono chiusi dentro le loro stanze, che oggi vivono attaccati al PC, che comunicano mai di persona con gli altri o poche volte ormai, ma soprattutto via internet, su Instagram, su Facebook, su TikTok. Sono persone che hanno cambiato il loro modo di vedere la realtà e spesso confondono la finzione con una realtà che è profondamente mutata in questi ultimi anni. Noi seguiremo ovviamente tutto quello che accadrà nelle prossime ore. Con le nostre reti abbiamo davvero dato conto di una storia tremenda che però deve impegnarci tutti, non soltanto nel raccontare i fatti, Noi raccontiamo anche i danni delle calamità, ma abbiamo raccontato perché, per esempio, il Veneto si è salvato con un'opera di prevenzione creando tanti bacini di laminazione. Bisogna parlare anche di questo, bisogna sollecitare interventi preventivi in un paese in cui di prevenzione se ne fa sempre pochissima. Giulia se n'è andata, non c'è più. Davanti alla sua abitazione ci sono tanti mazzi di fiori, tante persone che hanno voluto testimoniare la loro solidarietà, hanno voluto dar prova dell'affetto sincero che provano per questa famiglia e anche per la famiglia di Filippo Turetta, una famiglia sconvolta, distrutta, 2 genitori che pensavano di avere in casa un ragazzo semplice, un bravo ragazzo ha insistito nel dire in maniera molto critica. Elena, la sorella di Giulia, che continua a dire sui social: io non starò mai zitta, ecco il vostro bravo ragazzo. Lei era l'unica probabilmente che aveva capito che c'era qualcosa di strano in quel comportamento, che era un ragazzo che sembrava tranquillo ma che in fondo non lo era, aveva capito che certi segnali potevano far presagire il destino crudele che ha portato alla morte Giulia. Ne parleremo ancora e ci occuperemo di quanto è accaduto e di quanto è accaduto non solo in questi giorni, perché se dovessimo e dovremo ricostruire la storia di questa violenza che è partita, ricordate Pietro Maso uccise i suoi genitori, per questo è stato in carcere, per questo ha pagato i danni il reato che ha commesso, è stato in carcere molti anni, ma c'è una fitta serie di episodi criminosi molto gravi che bisogna ricordare per comprendere che in fondo questa violenza, soprattutto da parte degli uomini nei confronti delle donne, anzi essenzialmente, è qualcosa di spaventoso. Giulia è la 105 vittime della violenza maschile dall'inizio dell'anno, pensate, 105 donne massacrate da ex compagni, da mariti, da ex fidanzati, da amanti. Abbiamo visto, è un vero e proprio gran guignol, una carneficina che bisogna interrompere. Non basta dire basta, mai più, no, bisogna fare davvero di tutto, anche dal punto di vista culturale, educativo, nelle scuole, nelle famiglie, perché soprattutto venga inculcato nella testa dei ragazzi
e di chiunque il rispetto che si deve a ciascuna persona, che si tratti di uomini, di donne, di ricchi e poveri. Noi dobbiamo vivere sapendo che bisogna rispettare la dignità degli altri, non toccare, dicevano certi padri una volta, una donna, un bambino, nemmeno con un fiore. È una vicenda questa di Giulia e di Filippo che resterà impressa nella nostra memoria, ma non va soltanto ricordata, va presa come simbolo di un momento del nostro paese, dove tra l'altro il numero di femminicidi è molto più alto che in altre nazioni, va preso come uno spartiacque per tirare una linea e fare di tutto per evitare che quello che è successo a Giulia possa accadere ad altre donne. Adesso mandiamo in onda i servizi che riepilogano la settimana trascorsa. Ovviamente per quanto riguarda la parte di Giulia e di Filippo vi daremo conto anche stasera nei nostri telegiornali.